una riunione di Sammento di Vittorio e comincia io. Mi ho preparato poche pagine scritte, sono un po' differente da cosa schiaffo lesso usate la die viniki di alfacchete in saida di scuole. Chi è Vittorio Usella? Che non si è stimalato un anno anche sono andata alla cattare in si ispirare. L'avevo piccato sul giornale e a che fito che l'aereo accurziato sul letto a salute di Salentana prolega il mezzo. Chi riete schile de mene? Io li contai io questa attività culturale chi vuol facchene dedicandola a Miglialino Pira e si metta contento di questo e che riete schile metta e ha cominciato a mi contare dessa die che Saida nostra si è riportata in 1969 che non vai a travaglio. Isse che hanno vinto studente si è gettato a aiutare Saida e mi ha contato de commente lo abbiano tutto denunziato e in 32 lo abbiano processato e condannato in pretura per questa ribellia. Vittorio Usella viti professore di scuola media, insegnante di italiano e storia in sei scuole, studioso di storia, scrittore di libri che contano della ribellia della gente nostra contro la prepotenza. Ha pubblicato sul libro I moti di Siniscola nella crisi sarda del 1906. Laureato in Cagliari in facoltà di storia e filosofia, giornalista dell'Unione Sarda e della Sardegna, la rivista I Dual Limbas di Gianfranco Pintore, militante del suo partito comunista per tanto anni, a sostegno di Enrico Berlinguer, di ideale sardista, di libertà e di giustizia sociale. Scrive poesia e contos in lingua sarda e in lingua italiana. Premiato tante vias in concorso de poesias e de contos. Ha pubblicato un libro di poesias dal cuore delle alture. Io ho conosciuto Vittorio e ho lavorato in scuola, tantos anni. Lo conosco dai che hanno iscritto a sezione del suo partito comunista a Virizi. A contare di esse si potene contare tantos contos stasera. Però, quale elemento si può separare che possano servire a voi e a me? Come te pintare in poco tempo sul ritratto di una persona che non veste? Mi è venuto naturale di cominciare a lamentare partendo da uno dei suoi ultimi contos che si è scritto, Sa notte tormentata di Maria Bonaria. Poi ha fatto a comprendere poi di essere questo conto, per cominciare sul ritratto suo. Sul conto, questa notte tormentata di Maria Bonaria, ha visto sul premio Gramsci. Maria Bonaria è una che manca tantos anni da Saida. Ghirata a domo a visitare la famiglia sua. Visitata tutto, amigos e parenti. E poi venne sul tempo da tornare a partire. S'avvilinante di muovere sul continente, intrata a Sacreia di Santo Giorgi, prova a itare sa spintura di sa boveta. Sa spintura lamentano su babbo suo, chi la piccaia a Creia per ascoltare sa missa. A essa li piaviata che su babbo l'aereo piccata, che stai a tottora a baitanesila. Ma chi dispiega le mani, entrano a Sacreia, s'abbizzata che sa spintura non bisogna proso. Perditas. Manco s'altare veste, manco sa trona del marmoro pinto, manco so santo sa scapella. Tutto perdito, tutto è bianco e fritto, come in un ospedale. Chi in questo dispiegava il suo coro, Maria Bonaria,
la protagonista del suo conto, ghirata da uno sua. Tutta la notte non a paso, e su casa borderie, chi in su postale muove da Terranova per imbarcare. Disegno de Goisa, Gregura di Vittorio, che in son sentimento di Maria Bonaria vedo in parte l'animo di Vittorio Sella. Vedo su dispiegare suo esamneo causato da questa perdita. Poi sono andato a pensare proprio a questo conto, a questa metafora. Dovete scrivere che buona parte dell'impegno culturale e civile di Vittorio è legato al suo documento che contano della sua vita e del suo lavoro dei suoi giovani. Una parte del suo tempo libero suo lo collega di studiare sul papiro dei suoi archivi. Los archivi del Stato di Cagliari e di Nuoro. Studioso e appassionato di storia, che ha di comprendere che è capitato in salvita nostra, 100, 200, 500 anni a come. E quando accattaia papiros importanti, non lo ha chiesto scrivere, pubblicandolo in suo libro o in suo numero della rivista sua, Nuova Conoscenza. Tenia di mettere a considerare la pratica di mantenere via la memoria. Gli tagliato l'importo netta mano. Penso che iscriene di Maria Bonaria non sappa che rito contare, e canto potrebbe essere un danno disastroso la perdita della sua memoria. Ma a me toccando, girato da esortato, si vi laureato, e stando in vita cominciato a lavorare in questa scuola media, 20 dies, un mese di lavoro. È diventato corrispondente dell'Unione Sarda e iscritta della saida nostra e della vita a corso, cussitas comunali, cronaca, estasa, di tutto. È diventato amico di Ignazio Camarda, che tanno aiata famiglia in bici, e coiato che in saizza nostro gerolano. E sia a pari a cercare ervas, tuntunno e tupas di disegnare, catalogare e di mannicare. In poco tempo ha conosciuto tutti i molas così importanti della cusoglia, delle cusoglie sporricas di ervas buonas, tanto che Nadie ha mandato un articolo al suo giornale dove contaia di quanto vita importante questa attività delle sue colline in economia di un zolano precario. In questo articolo narraia che accogliere in Ucru, Gardo, Tuntunno, una risorsa, un aiuto che hanno la zorronata del suo disoccupato in Romasas, Goi scritta come corrispondente locale. L'Unione ha pubblicato tutti gli articoli, dandogli una grafica importante, ma ammetto che tutto l'hanno fatto su complimenti, pro ironia e pro sa creatività, desire pensato una cronaca che è bella. Proprio in questo anno, Angelo, proprio in questo anno a Beri la fabbrica tessile di Santo Ioanna e Vittorio, da corrispondente, diventata giornalista militante. Cada dia un articolo per contare la cronaca di una ida pastorale e industriale. Tutto su chi capita in suo campo e il fatto conoscere, che una informazione costante, precisa e documentata. Assunzioni clientelari, curso di formazione fantasma, infortunios, prepotenzias. Ma dies che sono articoli potevano essere pro di uno, due, tre. Che sono articoli suoi, pro 15 anni, Zaida è diventata centrale nel suo panorama politico regionale. Una passione e un impegno civile raro. E quando l'illusione industriale moriti e la fabbrica tancata, licenziando 180 persone, Vittorio è diventato un riferimento di informazione per i suoi partiti, sindacati, intellettuali, che cercano di comprendere la storia industriale in una idea di pastores. Tutto documentato, falso in bilancio, assembleas operarias, rapina de contributos de dinero público, cursitos comunales, asambleas populares, quintina de artículos e de entrevistas.
la fabbrica occupata da ses operaios, la cassa integrazione, la ida divisa, curatore alimentare, vendita a estraco barato delle macchine e delle capannones. Tutto la ida è sempre in assemblea per ascoltare sul motivo del suo fallimento industriale. De cannos apustisi abbiamo compreso i te queria narrare la tancatura della fabbrica. Canno dal 1981 al 1991 abbiamo perduto 1000 abitanti. Vittorio Osella, giornalista militante, ha documentato tutto questo fallimento industriale e politico e la latitanza della magistratura muta. Una politica che mai ha informato e dato conto del suo chi conosciata, una politica che si è lavato le mani e a suo momento del suo bisogno si è inverta da esa responsabilità, abbandonando l'assente in suoi anneos. 40 anni apposto del suo licenziamento, in suo mese di maggio del suo 2018, Vittorio pubblica il suo romanzo Una campura di viso de trampas. Netta di manna mi ha poato legenne Una campura di viso de trampas. Proite Vittorio scrivete questo romanzo, ite che narrere a isse, ite che narrere a noi, che leghiamo su conto suo. Leggo sul libro a pagina che manta chimbe che manta sese, un apposento di un palazzo di Torino, Francisca, Mariana, Maria Bonaria, Antoni, una busta piena di documenti, pellicole, articoli del giornale. Francisca a Maria Bonaria, che resistere poi te tenso tutto questo chides, tutto questo l'ha procurlito, che in sa terra de sol faulaglios e de sol mandrones, ignorantes, qualcuno di attentare de porre in duda la storia nostra, forse di annarrere chi su che è scapitato a noi si non è da credere, che tutto è una fantasia, un invento de sa conca. Chi è Francisca? E proite in Torino. Torino è il luogo del suo disterro per Francisca, Mariana e Antoni, dai che hanno stancato sul laboratorio di tessitura del Sai di Soro. Sul motivo che spingete a Vittoria a scrivere questo romanzo è la bussa piena di documenti che Francisca si è piccata a Torino. Comprendimos che il neo di Francisca e Mariana è sul laboratorio di tessitura serrato a traitoria da esumere continentale. Si narra di affassione, esumere. Una delle tante fabbriche apertas e diretta serratas in Sardegna di 20, 30, 40 anni a come. Cada ilha di Sardegna potete contare, su mettessi conto di Francisca e di Mariana. Innanzi lavoratori in Domisoro, 1, 2 anni, e appostisi un destino di disterro, Milano, Torino, Bologna, Germania. Su motivo che spingete a Vittorio a scrivere sul romanzo escusto, con l'esammento prezioso di questa valigetta piena di papiros. Ma Vittorio scrivete sul libro, vinzasa, per rispondere a esse, a sa coscienza sua, a suo dolore suo e intellettuale, responsabile e presente. La valigetta è sanneo di Francisca, ma è il finza sanneo di scrittore. La valigetta è spiegata da Vittorio come metafora di tutto ciò che deve contare. Sul libro suo, è una denunzia civile. Intro della valigetta veste tutto sanneo della Sardegna. Anneo che né zuiches, né partitos políticos, né istituzioni regionali hanno chiesto affrontare. Per questo scrive Vittorio, non potete stare a Samutta. È una risposta che deve tornare a esse. Ite non scherennare a noi che leghiamo su conto suo. Vittorio timete, chi non è sardoso, che in suo tempo si dimentichema tutto. Questo non scherennare. Mica è stato vero, Non vuole essere scoglionare. Stamatessi timore di Francisca. Forse scarcuno di annarrere chi su che è scapitato a noi non è da credere, che è stata una fantasia, un invento di sa conca. Sa timoria di Francisca
este sa timoria de Vittorio. Es procusto che contata su conto a noi. Non narrare che è stato vero. Sanneo, su vai bene che in suo documento si fatto, a 3 anni uno zui che chi potrà denunziare un fatto gai grave, este l'argomento principale del suo romanzo. Sa campeda, ove esposta sa trabica, sul laboratorio di tessitura, al largo dai ferrovias, dai portos, dai camino al largos, este sa campura de visos de trampas, che dà titolo al suo romanzo di Vittorio. Sa campura de visos de trampas este sa Sardegna in trea. Ma il suo romanzo, come te lo ho contato, non comincia qui sul laboratorio di tessitura. Sul libro sapete che sul conto di Maria Bonaria, questo che vi ho contato. Conto che si impasta a Paris che in corso di Francisca e di Mariana. Maria Bonaria è protagonista sempre presente in tutte le pagine del suo romanzo. È stessa che nos conta in prima persona tutto il sentimento suo, de Elena Chischi e prova dolore per tutto ciò che vede. Noi lusichimo sul cammino di Maria Bonaria, gli studianti all'Università del Continente, in viaggio, in postale, in treno, in nave. Issa si presenta sola. Ascoltiamo sa occhio sua che nos contata tutto ciò che vede, sa ida sua, sa terra sua, su mare, su porto, su disterro. Una zovana che in suo corpo sensibile, una zovana de oie, che idete, appompiata, abbaitata salvidas che ne pizzinos, sa sente che ne travaglio, so zovanos che tornano a piccare sa via del suo disterro, una zovana che conosca sa storia, che distingue e circa sa bellezza in sa screia de Firenze e che circa sa bellezza in sa creia de Saida sua. Come te lo ho contato, il suo romanzo comincia quando Maria Bonaria entra a Sacrea Santoioli e s'abissata, che sa pittura non bisogna prosa. Che in questo dispiegare muove da terra nuova per imbarcare. Sul conto di Maria Bonaria pare che non si può allegare che in Sanneo e Francisca e Mariana. E invece, sa amargura di Maria Bonaria per sa perdita di sa spintura pone di impare tutte le parti del suo libro. Carragliare le spinture che di una mano di bianco è come carragliare la memoria, il mento nostro. Che nel mento, sul corpo nostro non è in treo, zirbuitata. Esi intros in il buitoso de noisi a barra solo s'accoglia. In sa parola di Maria Bonaria veste sul coro del scrittore. Carragliare la memoria è un pericolo. Che in memoria non resistimos plus a baitare bene su presente. Che in memoria diventiamo secos e surdos. Non siamo più mere di noi stessi. Non conosciamo più. Pare che canno questo scrittore non era di dare cara, di non si dimenticare ciò che è capitato in Bizi, in Luvola, in Siniscole, in Ozzana, in Porto Torres, in Gartetti, in Orgosolo, in Campidano, in Baronia, in Quirra, ciò che è capitato in Sacapura de Visos e de Trampas, in suo laboratorio di tessitura, Barantano al Facchete, potete tornare a capitare in forma differente, anzi, è torna a capitare. Atero il viso, se atera strampa non sono canne. Noi non potremo essere secos e surdos, presente dobbiamo essere. Questo è ciò che non dinanna Vittorio, che il suo libro suo e che il suo impegno culturale e civile suo.